Essere adolescenti significa voler essere più grandi di quello che si è. E allora si va incontro ai problemi come l'alcol, il fumo, le droghe, l'anoressia e la bulimia. Si pensa all'aspetto esteriore e non all'interiorità delle persone. Ogni azione sembra un gioco, ma questo non vuol dire vivere l'adolescenza in modo serio. A me non piace studiare, sono scontroso con tutti, soprattutto con i miei genitori. Io mi vorrei dedicare soltanto allo sport, è l'unica cosa che mi piace, e studiare mi stanca. I miei genitori non mi capiscono, non capiscono i miei problemi. Io sono sempre annoiato. L'autolesionismo è... Io comunico solo con i social network, non guardo più negli occhi i miei compagni. Avere di più responsabilità. Io ho paura di sbagliare e di fare delle scelte sbagliate. Io invece mi sento meglio con me stesso, socializzando di più con i miei compagni e con le mie compagne. Certe volte sarebbe preferibile ascoltare i consigli degli altri. Non è che stiamo diventando dei robot e stiamo perdendo i rapporti con gli umani? Ci sentiamo brutti, insicuri e timidi. Io ascolto musica perché mi piace, è uno sfogo che mi rilassa. Io mi sfogo e discuto con i miei amici. È importante fidarsi di una persona. Forse vogliamo troppo. Anche se non ci piace studiare, ci siamo resi conto che è importante.